Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Oggi parleremo di un proverbio siciliano molto famoso. Quando si martiello batti, quando si incudine statti. Ora mi spiego meglio, stiamo cammi. Non mi fari annevosiri, ca. Questo proverbio significa che bisogna sapersi adattare alle circostanze. Quando siamo in una posizione di forza, dobbiamo essere decisi e intraprendenti. Quando invece siamo in una posizione di debolezza, dobbiamo saperci trattenere e aspettare tempi migliori. Ecco alcuni esempi di come questo proverbio può essere applicato nella vita quotidiana. Un imprenditore che sta avendo successo nel suo lavoro deve continuare a innovare e a crescere. Quando invece sta attraversando un periodo di difficoltà, deve sapersi adattare alla situazione e cercare nuove soluzioni. Un atleta che sta vincendo deve continuare a allenarsi e a migliorare le sue prestazioni. Quando invece sta perdendo, deve saper accettare la sconfitta e cercare di imparare dagli errori. Una persona che sta in una posizione di potere deve saperlo usare con saggezza. Quando invece è in una posizione di subordinazione, deve saper rispettare le autorità. Ecco un aneddoto che illustra il significato di questo proverbio. Un giorno, un contadino stava lavorando nei suoi campi quando vide un leone che stava inseguendo un coniglio. Il contadino, che era un uomo forte e coraggioso, decise di intervenire e salvare il coniglio. Il contadino prese un bastone e un forcone e si mise di fronte al leone. Il leone, vedendo il contadino, si fermò e lo guardò. Il contadino, con voce ferma, disse: "Vai via da qui, leone. Non hai niente da fare qui." Il leone, impressionato dal coraggio del contadino, si voltò e se ne andò. Il coniglio, ringraziando il contadino, disse: "Siete un uomo coraggioso e forte. Grazie a voi, sono salvo." Il contadino, sorridendo, rispose: "Non c'è di che, coniglio. Sono contento di aver potuto aiutarti." Il proverbio, quando si martiello batti, quando si incudine statti, è un proverbio molto saggio che ci insegna l'importanza di sapersi adattare alle circostanze. Quando siamo in una posizione di forza, dobbiamo saperla sfruttare per raggiungere i nostri obiettivi. Quando invece siamo in una posizione di debolezza, dobbiamo saperci trattenere e aspettare tempi migliori. Spero che questo video ti sia piaciuto. Se hai domande o suggerimenti, fammelo sapere nei commenti. Ciao!